Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Violento scontro lungo la Gela Catania allo svincolo per Piazza Armerina. Secondo i primi accertamenti ad impattare sono stati un camion e un'auto. L'elisoccorso è giunto sul luogo dell'incidente per effettuare il trasporto dei feriti. Sono 4 e sarebbero in gravi condizioni. Dopo 2 anni di maltrattamenti finisce l'incubo di una donna vittima della violenza dell'ex convivente. Siamo a Catania ed è stata proprio lei a chiamare la polizia perché impaurita dall'intrusione in casa dell'uomo, nonostante la sua fuga, è stato rintracciato ed arrestato. Un protocollo d'intesa tra Regione Sicilia e Liberty Lines con effetto immediato che permetta l'abbattimento dei costi dei biglietti e degli abbonamenti per viaggiare via mare tra la provincia di Trapani e le isole Egadi. A chiederlo sono i segretari generali di CGIL, CISL e Will Trapani per tutelare i lavoratori e i turisti e tutti gli utenti che frequentano quella tratta. Aggiornamento sui contagi. Nella settimana dal 2 all'8 gennaio in Sicilia si è assistito ad un lieve incremento delle nuove infezioni da Covid in linea con la tendenza nel territorio nazionale. I nuovi positivi sono stati 11.284. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid. Più della metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento è risultata non vaccinata. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.